Benvenuto Assessore, finalmente abbiamo fatto questo collegamento e naturalmente benvenuto qui a Telefriuli. Ecco, la sento, vediamo di sintonizzarsi. Come va intanto? Ma abbastanza bene, grazie, sì. Periodo Insomma, impegnativo, ma bene, dai. ecco, il lavoro non manca, come si dice, no? Allora, la situazione delle infrastrutture che in questo momento ha un momento, diciamo così, di gloria, tra virgolette, perché si stanno concludendo tante opere importanti, no, Assessore? Beh, sicuramente sì. Beh, la più importante è la terza corsia, che quasi del tutto da Palmanova alla Tisana è completata, manca solo lo snodo di Palmanova. Questa è stata un'opera importantissima, grandissima, costosissima, eccetera, eccetera. Però Mm. sta arrivando il boom. Poi ci sono alcune infrastrutture che non sono solo strade, che non sono solo ponti, che non sono, ma vuol dire anche porti, vuol dire ferrovie, vuol dire insomma Sì. tante cose che danno quel valore aggiunto di investimento, soprattutto per quanto riguarda il settore produttivo industriale, Che che è una stanno, cosa importante. che stanno modernizzando la regione, no? Mi pare. Assolutamente, io sta vivendo una grande stagione il Friuli Venezia Giulia, perché il fatto di essere collocata, come dico io sempre, in alto a destra dell'Italia, Sì. aiuta anche a essere come piattaforma logistica per quello che riguarda il trasporto delle merci, ovviamente, in generale, e questo in primis dal porto di Trieste, per tutta la zona del nord-est dell'Europa. Quindi diventiamo la piattaforma, diciamo così, naturale per certi tipi di traffici. Ecco, poi c'è la questione dei trasporti, che naturalmente è contingentata con la questione della pandemia. Mi pare che è una bella gara perché tutti si aspettano, insomma, dei trasporti che siano molto sicuri. Mi pare che la regione si sta attrezzando in tal senso, no? Qualche mogugno c'è, ma insomma, Sono stati un paio di mesi molto importanti, molto stressanti anche, perché la sfida era quella di portare i ragazzi all'apertura delle scuole in sicurezza mm, a scuola, appunto in aula, in presenza, eccetera. È stato un lavoro molto faticoso, non solo da parte mia, ma anche degli uffici, della segreteria, e che ha portato a 700 e quasi 720 corsi in più rispetto alle precedenti, 134 bus in più che girano all'interno del territorio regionale, e quindi un lavoro molto faticoso, ma che ha dato anche i suoi frutti. Chiaramente i primi giorni qualche difficoltà, ma qualche, nel senso che io al nostro assessorato sono arrivati, mi pare, dai mm, 6 o 7, diciamo così, notizie di livello, insomma, che non andava bene, segnalazioni. Queste segnalazioni sono state tutte messe in ordine e quindi adesso non arriva più niente, quindi siamo relativamente contenti. diciamo che è nella norma, ecco, in sostanza. Ecco, poi c'è la questione di FVG Strade che volevo chiedere, perché molti mi hanno detto, sapendo che avrei incontrato l'assessore, come sta andando FVG Strade che ha dovuto prendere il posto delle province che in qualche modo, senza qualche modo, in maniera ottima, sovrintendevano le strade, per esempio provinciali e non solo, insomma. No, giustamente, beh, il passaggio dalla provincia alla regione con l'eliminazione delle province, della quale, parentesi, io ero assolutamente contrario, assolutamente, Siamo gli è unici in Italia, no? Mi pare. stato, come? Siamo gli unici in Italia No, che... sì, se fosse stata una grande idea, magari qualcuno, qualche regione l'avrebbe anche seguita, ma finora non mi sembra, poi se mi è sfuggito qualcosa non lo so, ma non mi sembra che qualche regione ci ha seguito in questa per copiare. sorprendente soluzione dei problemi. Dicevo che questo passaggio non è stato indolore, è stato un passaggio difficile anche nell'organizzazione, e devo dire che qualche difficoltà oggettivamente ci sono state. Chiaramente migliorata nei tempi anche qui, però adesso la sfida più grossa adesso è riportare sul territorio quello che facevano poi le province, quelle delle DR per esempio, cioè riportare le strade provinciali più a contatto con gli enti locali e quindi ai comuni. Ecco, poi c'è la situazione, diciamo così, che delle prossime infrastrutture, delle piattaforme, dei porti, no? Che sono molto importanti, Trieste, ma anche San Giorgio Logaro, Monfalcone, eccetera. Come stanno andando le cose? Qui mi pare una sfida molto, molto elevata, no? Diciamo che il porto di Trieste sta vivendo una stagione non indifferente, nel senso poi a livello positivo,
ha inglobato per legge anche Monfalcone, e questo dà una sinergia tra i due porti sicuramente interessante. Diciamo che i porti diventano l'entrata e l'uscita delle merci non solo del Friuli Venezia Giulia, ma come dicevo prima, di tutto il nord-est dell'Europa. E quindi lo sviluppo dei porti porta allo sviluppo dei retroporti, degli interporti e di tutto il sistema della logistica del Friuli Venezia Giulia. Ecco, comunque siete soddisfatti del lavoro, cioè diciamo gli step stanno andando avanti secondo quello che vi eravate prefissati, no? Ecco, anche se l'opposizione critica sempre un po', dice ma per esempio sul piano casa qualcuno dice che non avete fatto tutto quello che dovete fare, cioè pochi soldi a disposizione. Sul piano casa, allora diciamo che finora sono sempre rimaste le stesse cifre che avevano messo negli anni precedenti. È chiaro che l'esigenza è diversa, cioè sono aumentate le richieste, per esempio del contributo per la prima casa. Se solo l'acquisto, molte più domande, molte più richieste e quindi maggior oneri e quindi maggior finanziamento da parte che ovviamente per adesso abbiamo aumentato ma non soddisfatto tutti. Ecco, ma in futuro, insomma, terrete presente questa esigenza che mi pare che dà sviluppo anche alle famiglie che vogliono. Ha movimentato il mercato delle case in generale, nel senso che anche, per esempio, io ho incontrato le società immobiliari, cioè le agenzie Sì. immobiliari, e loro sono contentissime ovviamente perché c'è stato un grande movimento, era un mercato che tendeva a morire, invece adesso si è rianimato con dei valori certamente molto, ma molto interessanti sul numero degli acquisti, delle compravendite che sono state fatte nell'ultimo anno. E questa è una cosa molto importante. Ecco, senta, parlando un po' di politica, no? Mi pare che la Lega ha dato una sterzata, diciamo così, inattesa, ma per qualcuno forse anche attesa, nel senso che ha messo il piatto proprio, cioè ha messo i piedi nel piatto dell'europeismo senza condizioni, senza, partecipa a quell'appello che Mattarella ha chiesto a tutte le forze politiche. Ha messo in difficoltà il PD, ma ha messo in difficoltà, secondo il mio parere, soprattutto gli alleati e Forza Italia in particolare, perché entra in quell'alveo. Certamente Salvini barra Giorgetti hanno fatto una mossa dal punto di vista politico molto intelligente. Al di là della politica, io penso un'azione molto importante per l'Italia e gli italiani, cioè quello di andare a governare gli imprenditori, i piccoli imprenditori, i commercianti e diciamo il mondo dell'attività produttiva in generale aspettava questa mossa della Lega e sperava che la Lega entrasse a far parte del nuovo governo, perché essendo il primo partito molti di loro si riferiscono a questo partito ed è giusto che il primo partito si prenda la responsabilità di governare a livello nazionale. È stato quello che io speravo, certamente più di Draghi non si può pretendere, io spero che vada a buon fine anche nel prossimo futuro le azioni che aveva già fatto a livello europeo. Sì, naturalmente la Lega che governa insieme agli alleati 14 regioni italiane, che tutto il mondo produttivo chiede, quindi quali sono state le prime reazioni in Friuli Venezia Giulia, Assessore? Lei che è stato Io amministratore di lungo ho corso. una vasta gamma, come si dice, di messaggi, WhatsApp, eccetera, appunto di imprenditori, ma di gente insomma che produce molto, ma molto soddisfatti di questa iniziativa. Poi, se Forza Italia avrà problemi o no, io secondo me nel medio-lungo periodo, anzi nel breve no, ma nel prossimo anno avrà secondo me qualche problema più Fratelli d'Italia che rimane fuori dalla coalizione, nel senso che è una ovviamente io la rispetto, certamente è una valutazione che è stata fatta a rischio, perché star fuori dal governo vuol dire star fuori anche da quelle che sono le iniziative più importanti, da recovery plan, eccetera, eccetera. Ecco, questo sicuramente potrebbe avere qualche riverbero nelle amministrative, ma forse no, nel senso che il governo è una fase eccezionale in questo momento, no? No, il destra è molto compatto. In regione non c'è stato nessun contraccolpo, anzi io lo vedo in giunta, poi penso che sia anche a livello consigliare, non Sì. abbiamo mai avuto problemi
di sorta di destra, di più destra, meno destra, più centro, meno centro. Anzi, collaboriamo tra assessori in modo molto schietto, molto tranquillo, molto compatti, non abbiamo mai avuto problemi. Ecco, senta, se dovesse dirmi quanti giorgettani sono in Friuli e una percentuale così a spanne, un Ma 50%? diciamo cioè, non sono contrapposti a Salvini No, questi, no, no, ma come i grossi partiti hanno delle opinioni, delle idee, così, delle tesi diverse, diciamo. Ecco. No, diciamo che moltissimi fanno riferimento a Giorgetti, non so dire la percentuale, con tutta sincerità. Diciamo che molti fanno riferimento, penso anche in primis il presidente, penso. Ecco, soprattutto quelli che, diciamo così, hanno amministrato e sanno che cosa vuol dire amministrare, ecco. Infatti io dico sempre, penso, non ho la certezza, ma molti degli amministratori attuali regionali abbiano fatto qualche telefonata a Giorgetti, a Salvini, per dire che qua bisogna risolvere i problemi, non solo parlare, non solo idealizzare le strategie. E secondo me Salvini giustamente, intelligentemente ne ha fatto. Bene, allora un nuovo corso della Lega un po' più moderato, un po' più Soprattutto amministrativa, europeista. anche un po' più europeista, e questo è una cosa molto importante perché vi mette al centro del dibattito politico. Grazie Assessore per la sua disponibilità, naturalmente grazie anche per le notizie che ci ha dato. Io mi meriterò di disturbarla di nuovo per poter avere qualche tema scottante dall'ordine del giorno. Grazie e buon lavoro. Grazie anche a voi, buon lavoro anche a voi.